Torna lo spaccio nella zona di Via Anelli e i residenti sono preoccupati. È l'area tristemente famosa per il degrado di alcuni anni fa, dove la droga sembrava fosse ormai un lontano ricordo e dove sono partiti i lavori di demolizione per consegnare l'area allo Stato. Tra qualche anno sorgerà qui la nuova questura, ma per i residenti si è acceso un campanello d'allarme. Lo spaccio, tra l'altro, avviene, dicono i cittadini, nei pressi del sagrato della chiesa di San Pio X, a 2 passi dall'asilo. Spacciatori che in questo ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, insomma diciamo quest'estate, sono di nuovo aumentati. Forse hanno fatto pressioni in altre zone, perché di solito noi vediamo l'aumentare il fenomeno quando magari intervengono la stazione piuttosto che l'Arcella. I residenti chiedono l'interessamento della questura per aumentare i controlli nell'area, per evitare che torni il degrado degli anni bui. Si rivedono gli spacciatori in bicicletta, il veloce scambio droga-denaro, scene insomma già viste fin troppo, e quando avvengono così vicine alla chiesa è un problema. Questa è la cosa che più infastidisce, perché sicuramente la chiesa è il nostro fulcro, la zona dove tutti quanti, è una sorta di piazza per noi dove viviamo lì, dei momenti di incontro, e vederli che come esci dalla parrocchia sono 5-6 in fila tutti quanti lì pronti a vendere è una cosa piuttosto fastidiosa. I cittadini chiedono di intervenire in fretta prima che sia troppo tardi e alla politica e all'amministrazione di far vivere le periferie. Ma alla politica deve fare tante attività, bisogna rincentivare le periferie con tutto quello che si può portare in periferia per far sì che la periferia viva. Dalla cittadella fino alla stazione non è stata costruita una zona residenziale, praticamente dalla cittadella fino alla stazione è tutto vuoto di notte.